Un'informazione che sento pochissimo alla televisione, la sento ancora, me la vedo ancora meno sui giornali. Che differenza c'è tra debito pubblico e PIL? Che il debito pubblico è uno stock, è una quantità di moneta, è lì fisso come fosse una pietra, come fosse un mobile, lì non si muove e non è lì, è uno stock, qualche cosa di quantitativo. Il prodotto interno lordo invece è un flusso di cassa in sostanza, un flusso tra entrate e uscite nel bilancio dello Stato, è una differenza fondamentale, perché come io che abbiamo sentito prima da alcuni crisi finanziarie, io sono in crisi finanziaria quando il mio debito con voi, ho 10.000 euro di debito, è uno stock fisso, e devo far fronte col mio flusso di cassa, con il mio misero stipendio e con le mie attività di carattere economico. Quindi se dal mio flusso di cassa non avrò sufficiente disponibilità liquida, nel mio caso perché sono una persona fisica, sarò in crisi di carattere finanziario. Bene, andiamo a cercare di capire che cosa ci dice, di che cosa ci parla questo grafico. Vedete che c'è una prima perturbazione, questa qua purtroppo, qua siamo nel periodo della prima guerra mondiale, ma vedete che le due linee sostanzialmente sono vicine. La seconda perturbazione, questa è la crisi del 29 di cui abbiamo parlato, dove funzionava il Glass-Steagall Act. La terza, questa qua, invece era purtroppo la tragedia della seconda guerra mondiale, ma anche lì vedete che nonostante tutto, tragedia a carattere mondiale, le due linee sono ancora vicine. Abbiamo un buon periodo però anche questo di continuo prodotto interno lordo in crescita per gli italiani. Questo è il periodo del trasferimento dei soldi, del trasferimento delle disponibilità finanziarie che arrivavano dagli Stati Uniti per la ricostruzione di tutti i paesi che erano stati colpiti dalla seconda guerra mondiale. Il famoso piano Marshall, ne avrete sicuramente sentito parlare. Vedete che in quel periodo particolarmente fortunato, le due linee, grazie a Dio per noi, continuavano a allontanarsi una dall'altra, quindi era un periodo particolarmente felice per lo Stato italiano. Arriviamo al 1981. Il 1981 sono quei tre puntini lì orizzontali. Da quel momento lì, forse con il mouse riesco ad essere un pochettino più preciso, eccolo qua siamo nel 1981, dopodiché vedete che ci sono continui puntini rossi che si allontanano l'uno dall'altro. Significa che il debito pubblico da quel momento ha cominciato a volare, veramente ad andare molto in alto e sempre più in alto, perché tutti gli anni il debito pubblico aumentava di sempre di più. Nino Galloni ha detto causa gli interessi passivi che lo Stato italiano doveva aumentare sempre di più per far accettare il suo debito pubblico al sistema bancario nazionale ed internazionale. Dal 1981 fino al 1990 il prodotto interno lordo è sempre riuscito ad essere superiore all'indebitamento dello Stato, al debito pubblico. Anno 1990, 9 anni dopo il divorzio della Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, abbiamo l'anno del sorpasso. Il debito pubblico supera il prodotto interno lordo, quindi arriviamo al 100% del prodotto interno lordo, fino ad arrivare al 133 e 16, mi pare, sì, 133,1 di oggi. Quindi siamo al 133% della ricchezza che noi tutti come collettività, come Stato italiano, riusciamo a produrre nell'unità di tempo anno. Quindi quanto ha detto Letta, credo che guardando questo grafico e guardando il grafico che abbiamo visto precedentemente, anche lì magari c'è stata una crisi di informazione. Magari dire abbiamo avuto bisogno delle manovre aggiuntive, spiegare che cosa consistevano queste manovre aggiuntive. Le manovre aggiuntive sono questo, che il debito pubblico continuava ad aumentare, invece il prodotto interno lordo purtroppo non seguiva lo stesso andamento del debito pubblico. Vai avanti. Vediamolo visivamente, togliamo il prodotto interno lordo, guardate in fondo scala, 1980.
180, guardate l'andamento che ha ricevuto. È un andamento esponenziale, lo abbiamo visto prima, quei puntini rossi che si allontanavano sempre di più. Qua credo che non ci sia bisogno di nessun commento perché il grafico parla da solo. Un'altra cosa che sentiamo dire, dato che cerco di darvi quante più informazioni possibili e utili, almeno spero che questo mio intendimento, siamo in crisi, aumentiamo le tasse, aumentiamo le accise sui carburanti, sugli alcolici e aumentiamo l'IVA, così l'introito da parte dello Stato aumenterà. Bene, questa è una curva conosciuta da tutti, questa siamo tutti quanti noi, questa è una trasposizione solo matematica del nostro atteggiamento economico quando andiamo alla pompa della benzina o quando andiamo al supermercato. Che cosa succede? Accise sui carburanti. Io stavo, fra l'altro noi abbiamo le accise che stiamo pagando ancora per la guerra di Etiopia 1933, quindi abbiamo le accise anche che ci trasportiamo ancora dall'epoca fascista. Qual è il nostro atteggiamento economico quando andiamo alla pompa dei carburanti? Se vediamo che il prezzo del carburante, grazie all'incremento del prezzo del greggio e grazie soprattutto all'incremento delle accise, se il prezzo del carburante continua a salire, prima cerchiamo di consumarne meno, se continua il prezzo a salire cerchiamo un succedaneo, quindi GPL, gas di petrolio liquefatto, oppure metano, oppure abbandoniamo l'auto e andiamo con i servizi pubblici. La stessa cosa quando andiamo al supermercato o compriamo qualche cosa o dobbiamo sostituire la macchina, grazie all'IVA che è aumentata cerchiamo di ridurre i consumi. Se riduciamo i consumi sia di carburanti sia delle rate alimentari, per esempio il costo del burro è troppo alto, per noi è troppo alto, cerchiamo succediamo e compriamo la margarina. Che cosa succede? Che cosa ci dice con la curva di Laffer? Che, ripeto, non è nient'altro che la trasposizione matematica dei nostri atteggiamenti economici. Dice questo, innanzitutto chi era Laffer? Laffer era il consigliere economico dell'ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, che lo avvisava, diceva: signor Presidente, stia attento perché non può continuare a aumentare le imposte a carico dei cittadini degli Stati Uniti perché c'è un limite oltre il quale il gettito complessivo dello Stato sarà in diminuzione. L'altra diceva fino al 30%, non di più. Infatti, se vedete nella colonna delle ordinate abbiamo il gettito, nella colonna delle scisse abbiamo la pressione fiscale. Siamo nella parte ascendente della curva. Se aumento un pochettino, passo dal 10, 15, 20, 30%, il gettito complessivo dello Stato nelle ordinate aumenterà sempre di più. Se passerò questa linea di demarcazione del 30%, ci dice Laffer, guardate che il gettito complessivo dello Stato sarà in diminuzione. È quello che sta succedendo a tutt'oggi. Se andate a vedere giornali di qualche tempo fa vedrete che accise dei carburanti, gettito per l'erario in diminuzione, aumento dell'aliquota IVA, gettito per l'erario in diminuzione. Ma allora perché non ci vengono chiaramente dette queste cose? È mai possibile che, dato che questa curva è conosciutissima, è proprio la BC 1+1 dell'economia, perché i nostri politici, i nostri governanti a tutti i livelli, le banche non ci dicono mai e soprattutto hanno un atteggiamento esattamente contrario rispetto a quanto dice Laffer? Perché non ci viene mai detto questo? Perché hanno paura che noi cittadini non siamo in grado di capire queste cose se ce le spiegano. Io penso che in termini con i quali ho espressi io saremmo in grado tutti quanti di apprezzare e di capire che cosa fanno. Io credo che a questo punto ci vorrebbe Sigmund Freud per darci una spiegazione chiara di perché i nostri governanti, il Ministro del Tesoro in particolar modo, il Ministro delle Finanze, continuano ad aumentare le accise, continuano ad aumentare le aliquote IVA e non ci spiegano che hanno il problema contrario, perché il gettito complessivo dell'erario è in diminuzione. E ce li spiegano, siamo qua a loro disposizione. Ecco davanti. Andiamo a fare un passo in avanti e vedere che cosa succede a livello internazionale.
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. Io vi ho compresso l'articolo 123 perché sapete che il Trattato di Lisbona doveva essere incomprensibile proprio perché la gente non riuscisse ad apprezzare che cosa c'è scritto lì dentro. È in internet, andatevelo a leggere se volete, è piuttosto voluminoso, è scritto in politichese, vi avviso subito. Io ho cercato di fare un concentrato dell'articolo 123. L'articolo 123 dice sostanzialmente che c'è il divieto di finanziamento del debito pubblico degli Stati aderenti all'Unione Monetaria Europea. I 17 Stati che fanno parte dell'UE, il loro debito pubblico non può essere finanziato da parte della Banca Centrale Europea. Perché? Andiamo avanti, cerchiamo di capirlo. Se la Banca Centrale Europea non può finanziare direttamente il debito pubblico degli Stati, debito sovrano, altrimenti detto, abbiamo letto tutti sui giornali che la Banca Centrale Europea ha finanziato attraverso l'LTRO, Long Term Refinancing Operation, il sistema interbancario internazionale, non solo italiano, di tutte le banche che erano all'interno e sono attualmente all'interno dell'euro, del sistema euro. Tutte banche private, non c'è più la banca centrale che possa decidere la politica monetaria, tutte banche private. Devo avvicinare un pochettino, dice penalizzata l'economia reale. Perché penalizzata l'economia reale? Che cosa è successo? È successo praticamente questo. Voi sapete che il Long Term Refinancing Operation dà finanziamenti alle banche, sottolineo ancora, private all'1%. Pausa. Questo l'abbiamo sentito dappertutto. Facciamo un piccolo ragionamento. La Banca Centrale Europea finanzia le banche private all'1%. Che inflazione abbiamo? Di circa il 2%. Ma scusate, c'è qualche cosa che probabilmente non è chiaro. Se una banca finanzia un'altra banca privata, Banca Centrale Europea privata, finanzia un'altra banca centrale privata all'1% e questa banca restituisce dopo un anno il capitale ricevuto inflazionato al 2%, la banca privata restituisce alla Banca Centrale Europea, anzi la Banca Centrale Europea finanzia l'altra banca privata a tasso reale negativo. Negativo, perché se all'1% arriva ad un anno, dopodiché restituisce inflazionato, vuol dire che i tassi reali siano negativi. Chi paga la differenza? Qui bisogna farsi la domanda, perché ci dicono sempre finanziamento all'1%, non ci dicono mai cittadini fate questo ragionamento, passano 365 giorni, restituisce in termini reali del meno 1%. Siamo riusciti a fare anche questo in Europa. Bisognerebbe che qualcuno lo spiegasse. Andiamo avanti. Ricevono questi finanziamenti, dopo vi dirò a quanto siamo arrivati come finanziamenti complessivi. Le banche non finanziano, come dice l'articolo dell'8 agosto 2012, non finanziano le attività economiche reali. Cioè, se io sono un piccolo imprenditore, un piccolo artigiano e vado in banca e chiedo un mutuo, un prestito, mi dicono di no, perché non sono sicuri che io riesca con la mia attività, con il mio flusso, con il mio reddito, con il mio flusso di cassa, che sia in grado di rimborsare quanto chiesto dalla banca. Quindi mi dicono no, per me che a te sei un bravo ragazzo, ti conosciamo, ma finanziariamente non possiamo essere garantiti da te come imprenditore perché c'è la crisi, che ho sentito 2 volte che c'è la crisi, non sarai in grado di rimborsare. Chi invece sarà sicuramente in grado di rimborsare? Lo Stato. Lo Stato, un popolo non sparirà, lo Stato non sparisce, lo Stato in teoria non fallisce e quindi
I finanziamenti che sono arrivati dalla Banca Centrale Europea all'1% vengono dirottati in massima parte, non fidatevi di quello che vi dico, dopo vedremo se c'è un termine che ci possa dare affidabilità a quanto dico, sono andate a finire nell'acquisto dei titoli del debito pubblico, debito sovrano, che paga fra il 4 e il 6%. Quindi togliamo l'inflazione, che così non ci complichiamo la vita, arriva il finanziamento, le banche private all'1%, investono nei titoli di Stato del debito pubblico al 4, 5, 6%, dipende dalle emissioni, e guadagnavano, lucravano come minimo il 3%. Quindi in termini inflattivi restituiscono almeno l'1%, in termini reali guadagnano il 3%. Scusate, un grandissimo affare, ma questo affare dobbiamo anche ponderarlo. Quanto ha dato con il long term refinancing operation la Banca Centrale Europea? Ha dato la bellezza, a 4 lire veramente, di 1.000 miliardi di euro. 1.000 miliardi di euro, ma il nostro debito pubblico quant'è? È poco più, è 2.078 miliardi di euro. Ha dato la metà al sistema bancario internazionale, esattamente poco meno della metà dell'intero debito pubblico italiano. Ponderiamo anche questo. Ma qual è il debito pubblico più grande in assoluto del mondo? Ve lo dico subito. Stati Uniti, Giappone, Germania e Italia. Siamo il quarto debito pubblico al mondo. La Banca Centrale Europea ha finanziato il sistema delle banche private per la metà del debito pubblico italiano. Non fidatevi di quanto vi dico, andiamo avanti. Andiamo a vedere che ci sia qualcheduno fuori dal sistema monetario europeo, fuori dall'Unione Europea, che ci dica se veramente le cose sono state così. Eccolo qua, Credit Suisse, credito della Svizzera, acquisto di titoli di Stato da parte delle banche italiane. Vedete, il 2011 addirittura era negativo, scusatemi, arriva l'LTRO, Long Term Refinance Operation, vedete l'ultima barra, 1.000 miliardi di euro. Andiamo avanti. È lecito fare una cosa del genere? Uno può dire, ma io come cittadino mi sento un tantino truffato da questa cosa, ma perché io devo corrispondere attraverso le imposte e il continuo aumento di pressione fiscale un'operazione finanziaria a vantaggio del sistema delle banche e io devo perdere il lavoro, io piccolo artigiano devo chiudere la mia attività e qualcuno purtroppo ha pensato che passando a miglior vita si risolvono le cose. No, le cose passando a miglior vita non si risolvono, dobbiamo risolvere qua e chiedere esattamente a chi ha costituito questo sistema che ci dia le informazioni per essere in grado di giudicarli e di giudicare la nostra attività. Perché, ripeto, è stato un grandissimo business, ma questo business lo stiamo pagando noi cittadini come collettività attraverso il nostro lavoro, attraverso i nostri risparmi che diminuiscono sempre di più, attraverso l'impoverimento dei nostri finanziamenti. Questo signore Martin Schulz, lo sapete tutti, è presidente del Parlamento Europeo, che ad una domanda di un ragazzo gli dice chiaramente: senta Presidente, ma questo finanziamento non le pare, usa il termine, non le pare che sia la più grossa, colossale truffa mai perpetrata a carico dei popoli d'Europa? Sentiamo Martin Schulz, il tedesco, risponderà con 2 parole in italiano.